presentato il progetto di partenariato per valorizzare il tonno rosso e i suoi luoghi. Un progetto tolto a valorizzare la storica tradizione del tonno rosso in Sicilia, frutto di un partenariato interistituzionale fra pubblico e privato, al fine di promuovere la conoscenza del tonno e delle tonnare. Con questa missione nasce così l'Accademia del Tonno Rosso in Sicilia, un progetto della Regione Siciliana, dell'Assessorato alla Pesca Mediterranea, a cura dell'Associazione Temporanea di Scopo, Centomedia Lode SRL e Nino Castiglione, presentato a Palazzo d'Orleans e realizzato con i fondi comunitari POFEAMP 2014-2020, un'iniziativa che punta a promuovere la diffusione tra i giovani sulla conoscenza del tonno, sui luoghi del tonno. In Sicilia si contano un centinaio di tonnare, oltre che sui valori nutrizionali del tonno e della pesca sostenibile e della salvaguardia dell'ecosistema marino. L'Accademia del Tonno Rosso da una parte, la Regione Siciliana dall'altra e poi le istituzioni private, le università, tutte assieme per valorizzare, promuovere e approfondire la conoscenza sulla tradizione storica del tonno e delle tonnare. Quindi una materia che presenta caratteristiche da un lato di carattere culturale, dall'altro di carattere economico, perché avrà inevitabilmente una ricaduta sul territorio. Mi sembra davvero una iniziativa originale e interessante in una terra come la Sicilia, dove la pesca e la lavorazione del tonno rosso ha scritto una delle pagine più importanti della storia economica dell'isola. Davvero un momento importante dove c'è un raccordo sinergico tra il mondo politico istituzionale e il mondo produttivo, il mondo che lavora e che produce, quindi azioni politiche amministrative che consentiranno a questo settore di fare un ulteriore salto di qualità per produrre reddito e futuro per la Sicilia e per i siciliani.